Amiche e amici del Grande Volley, il derby valido per la penultima giornata di questo girone di prima fase di qualificazione della Coppa Italia. Di fronte, come detto, la Minetti CIA, Minetti Vicenza, la Meggius Padova che comanda il girone, come detto, imbattuta. Cioè il primo punto per Vicenza intanto, Meggius Padova con 12 punti, la CIA Minetti Vicenza segue con 8 punti, frutto di 3 vittorie e una sconfitta proprio l'andata contro Padova, quindi la Scavolini Pesaro 3 punti, la Tecnomec Forlì 1 punto. Prossima giornata Meggius Padova, Tecnomec Forlì, Scavolini Pesaro, CIA Minetti Vicenza. La qualificazione andrà in tasca la prima del girone subito immediatamente per i quarti di finale, ma poi ci sarà la migliore delle seconde che potrà ovviamente approdare agli spareggi che verranno così giocati il 12 e il 19 di novembre, quindi la migliore di tutti i gironi, nel senso, quindi capiamola bene la storia. Quindi Vicenza deve assolutamente vincere per fare punti, non solo per prendere la corsa, la speranza a qualificarsi subito, a ottenere il primo posto, ma soprattutto deve fare punti per sperare di essere la migliore tra le seconde. La partita è iniziata da qualche istante, il punteggio è di 2-1 per Vicenza. In battuta Ivana Ciorcio, scusate, ma commentiamo purtroppo una postazione di fortuna. Volete sapere, per coloro che ancora non lo sanno, c'è il pareggio con Hanka Pakal, ex del turno, ma ce ne sono molte, poi parleremo durante la gara. E ricordo che si gioca al Centro Sport Palladio, che ha ovviamente gentilmente ospitato questa squadra in questa fase di Coppa Italia, perché il Palacia è ancora sottoposto a lavori di sistemazione, di adeguamento cosiddetti. Adesso c'è il 3-2 con Mia Jerkov che passa e quindi la squadra andrà a giocare il campionato al Palacia, speriamo bene. I lavori sono prolungati, ahimè, purtroppo, come spesso capita, e la squadra ancora non è stato consegnato il palazzetto nemmeno per allenarsi. Speriamo la cosa possa essere possibile dal 13 di questo mese, di novembre, scusate, perché il 9 è prevista una sopralluogo della commissione di vigilanza, quindi non solo per la Ceminetti Volley Infopus Vicenza, ma anche squadra 1, ma anche per le squadre B1 maschile e di B2 femminile che si allenano lì. Adesso c'è il quarto punto di Padova che passa avanti direttamente in battuta. Padova che gioca con il seguente sestetto iniziale: abbiamo col numero 5 Katarina Buchkova, con il numero 4 Manuel Gelli, la capitana, col numero 1 Hanka Pakal, la tedesca ex di turno, col numero 3 Valeria Rosso, col numero 14 Giulia Scalzotto, con il 15 Francesca Vannini. Adesso c'è il 4 pari e Vicenza passa. A disposizione del tecnico, ricordo, Mauro Masacci, abbiamo Barbara Barbieri, Martina Boscoscuro, Francesca Curtarello, poi Barbara Gagliazzo e ancora un punto Vicenza adesso direttamente sulla battuta. 5-4 Rachele San Giuliano, ragazzi, la giocatrice Darina Mifkova, altra ex di turno. Questo per dare un po' il panorama di questo Meggius Padova ambizioso quest'anno, punta decisamente ai playoff. Il suo secondo anno in A1, c'è questa conclusione adesso di Buchkova che va a portare la parità, 5 pari Katarina Buchkova, al servizio anche a Pakal. Intanto risponde Vicenza con il numero 5 Valdone Petrauskaite, la lituana, poi con il numero 9 Bojana Radulovic, mette giù palla. Adesso Vicenza 6-5 con il numero Ivana Ciorcic, con il numero 8 Mia Jerkov, con il numero 2 Vale Righetti, con il numero 15 per proseguire. Poi c'è Bonchi De Gennaro, la libero ovviamente, in forza fino all'ultimo momento. Adesso Padova pareggia i conti, 6 pari. Bonchi De Gennaro è tornata acciaccata dal duro lavoro
cui è stata sottoposta nel periodo che è stato premondiale con la nazionale, mondiali che cominciano questa settimana. Problemi alla schiena per lei, anche bellissima questa conclusione vicentina, 7-6, le due squadre sempre a contatto di gomito, ma rispondono botta su botta a tutte le conclusioni. E ripeto, è stata lasciata a riposo per alcuni giorni proprio per riprendere un po' di energie mentali oltre che fisiche, e comunque sta svolgendo un lavoro differenziato rispetto alle compagne proprio per non aggravare questi acciacchi. Però stasera è presente qui, non ha voluto mancare al derby attesissimo, sia pur molto giovane come tempi, appena 2 anni. E c'è un grande attacco di Miejerkov, mani fuori adesso, 8-6, c'è il primo time out tecnico con Vicenza avanti, Ceminetti, 8-6. Si comincia con Bojana Radulovic, acquisto dell'ultima ora, se vogliamo dire così, da parte vicentina. Valdone Petroskaite, scusate, che è andata al servizio. Si assomiglia molto Valdone Petroskaite e Bojana Radulovic. 9-6 più 3 Vicenza che è priva, ricordo, di Stefina Ligna, impegnata in mondiale con la nazionale azzurra, e priva anche di Miyuki Shin Takahashi, impegnata sempre in mondiali in Giappone, in casa sua con la nazionale nipponica. Buon punto di Padova adesso, 9-7, mentre alla Meggius Padova mancano altri due atleti di grandissimo valore come Nadia Centoni, ex biancorossa, lo ricordo, e poi Nikolic, altra biancorossa, ex, anche loro impegnate con la nazionale, rispettiva nazionale ai mondiali di Giappone 2006 che ci apprestiamo a vivere in questo periodo. E quindi molte squadre, quasi tutte, sono prive di elementi importanti. Indicazioni da Coppa Italia si possono avere fino a un certo punto, staremo a vedere poi le squadre a pieno effettivo come andranno in campionato. Intanto c'è il 10° punto per Vicenza, 10-7, bell'inizio di partita, ricordo Coppa Italia, penultimo turno. Adesso il pallone spinto, buono la difesa di Radulovic, e poi c'è Miejerkov che va giù, coglie l'angolino. 11-7, gioca molto bene Vicenza, in crescita la squadra biancorossa, squadra profondamente rinnovata per certi aspetti, quella messa a disposizione di Manu Benelli. Adesso c'è Padova che attacca, attenzione, c'è il muro, e il muro giù sull'attacco di Vucikova, c'è il muro di Rosso, scusate, c'è il muro vicentino, 12-7 più 5, un ottimo vantaggio per Vicenza che inizia ai migliori modi questo primo set, vogliosa di vittoria. La squadra biancorossa deve vincere assolutamente questa partita. Servizio Vicenza sul punteggio di 12-7 per la Ceminetti Info Plus sulla Meggius Padova, primo set di questa entusiasmante partita. Jerkov, buona la difesa con Hanka Pakale, poi il Bagar che libera, appoggio solamente, Vicenza può contrattaccare, lo fa adesso con questo pallone spinto, niente da fare, poi ancora mette giù palla adesso Jerkov che scusate, Hanka Pakale che trova lo spazio giusto per chiudere palla. Purtroppo la mia prestazione, come ripeto, devo affidarmi al monitor piccolino perché ho proprio le sbarre rosse che arrivano all'altezza degli occhi. Adesso c'è un errore Meggius Padova, perdonate qualche situazione, ma come detto siamo in una posizione non ideale certamente per commentare le partite. In ogni caso questo impianto comunque accogliente. Adesso c'è l'errore di Vicenza in battuta, 13-9 più 4 sempre per le biancorosse vicentine. Diciamo questo impianto del centro Sport Palladio che è stato teatro anche di parecchie stagioni del basket Vicenza di Serie A1. C'è Črčić, niente da fare, il muro adesso funziona, De Gennaro si butta sulla palla, niente da fare. 13-10, guadagna 2 punti in questo momento la squadra patavina. C'è Manu Leggeri, la leggendaria Leggeri, perdonate il gioco di parole, al servizio, buona ricezione di Vicenza, chiamata Jerkov, niente, non viene sorpresa squadra patavina, l'alzata per Pakal che va giù, 13-11, un parziale di 3-0 per Padova.
5 punti di vantaggio per Vicenza, adesso sono solo 2. C'è il time out chiesto da Manu Benelli, vedete qui il gruppo biancorosso intorno alla sua allenatrice. Servizio Padova con Leggeri, la ricezione buona per Radulovic, per Paccagnella, fuori. 13-12, attenzione, no, viene toccata palla, il punto è a Vicenza. 14-11, respira la squadra biancorossa. Yajarkov, poi ricezione di Padova, l'alzata, la conclusione vincente di Valeria Rosso. 14-12. Ecco Valeria Rosso al servizio, che spiove, buona ricezione, Paccagnella, niente da fare, Padova in qualche modo si salva, poi la conclusione lontano di Pacal. Vicenza cerca la ricostruzione dell'attacco, c'è il Buro adesso su Valdone, Petrauskait. 14-13, Padova rientra in set da -5 a -1. Fuori 15-13 per Vicenza, a un punto dal secondo time out tecnico della giornata, il primo set. Stefi Paccagnella, situazione così, c'è incertezza, c'è il punto. 16-13, Vicenza guadagna 3 punti, adesso il vantaggio è un batter d'occhio 2 e quindi si va al time out tecnico con la formazione biancorossa in vantaggio di 3 lunghezze. 16-13, Ceminetti Vicenza sulla Meggius Padova. Stefano Paccagnella, patavina puro sangue, ma capitana di Vicenza, va a sbagliare la battuta. 16-14, ricordo primo set, questa gara di Coppa Italia decisiva per la Meggius, dovesse vincere sarebbe irraggiungibile e quindi qualificata matematicamente al prossimo turno, mentre Vicenza deve vincere per andare a un punto dalle patavine, ricordo, e deve vincere per accumulare tanti punti che possono servire a diventare la migliore seconda di tutti i gironi. Buona De Gennaro adesso, Radulovic, la chiusura di Vale Righetti, il punto di Vicenza di misura. 17-14. Bojana Radulovic, Versace, buono, Vicenza fa il punto. Si è visto subito che Vicenza è nata con maggior piglio ad attaccare in questa azione. 18-14, time out chiesto questa volta dal tecnico patavino Mauro Masacci, arrivato a Nicola Negro. Primo piano su Bojana Radulovic, o Radulovic dir si voglia, la ricezione così di Padova che sta un po' avendo difficoltà in questo fondamentale. Poi Vicenza può attaccare ancora con Ivana Črčić che passa. 19-14, Ivana Črčić. Radulovic, adesso Padova può invece attaccare, male, 20-14. Alzata non perfetta da parte della formazione patavina, quindi si va al 20° punto per Vicenza, più 6, massimo vantaggio in corso di questo primo set. C'è un cambio, entra Boscoscuro, Martina Boscoscuro al posto di Valeria Rosso, abbastanza sottotono in questo inizio di partita. Brutta ricezione, Padova, Vicenza poteva approfittare, non è riuscita. Adesso anche a Pacal, attenzione, eleva le castagne al fuoco anche a Pacal, la tedesca inossidabile. Anni fa a Vicenza, 20-15 il punteggio. Bučkova, Katarina Bučkova, poi l'alzata, attenzione, viene letta questo
Azione d'attacco di Vicenza, ne approfitta Padova, Murati un primo tempo, poi l'alzata ancora Padova, il pallonetto corto di Pacal, si va sul 21-15. 4 punti alla conquista del set per Vicenza e come detto in questo approccio iniziale di partita sembra molto più motivato di Padova, no, molto più, insomma, un po' più grintoso, insomma, Padova. Dico abbia preso sotto gamba la partita, ma indubbiamente non ha dato il meglio di sé. 22-15 intanto Vicenza, stesso più o meno errore di prima, in posizione diversa ma pallonetto corto. 22-15 meno 3 e poi Spalo prenderà le misure se Vicenza riuscirà ad avere questo lungo momento magico. Palla che tocca la fettuccia della rete, attenzione a questo attacco, fuori direttamente del numero 14 Giulia Scalzotto. 23-15 meno 2 e il vantaggio è ampio. Vicenza adesso ha tutte le possibilità per chiudere il set a suo favore e quindi dare psicologicamente una buona svolta alla partita. L'errore è fuori dopo lungo tempo, sbaglia Petrauskaite. Rientra Rosso per Bosco Scuro, lo stesso cambio prima, al contrario. Battuta Vannini, poi ecco Vicenza che attacca. Jerkov legge la difesa di nero vestita, poi Anca Pacale, tocca De Gennaro, il punto Padova. 23-17, 2-0 mini parziale a favore di Padova. Vicenza deve avere la freddezza di chiudere questo set. Corvannini, Jerkov, Arrighetti su imbeccata di Radulovic. 24-17, c'è il primo pallone valido per il set point di Vicenza. Male Arrighetti, Atlex di Padova. Attenzione, la conclusione, c'è un tocco sotto rete, gli arbitri danno il punto a Padova. 24-18, annullato il primo set point. Giulia Scalzotto al servizio, palla che spiove, buona ricezione, vediamo se Vicenza chiude e chiude. 25-18 il primo set a favore della CE Minetti Vicenza sulla Magius Padova. Amiche e amici del Grande Volley, si ricomincia a giocare per questo appassionante tiebreak, quinto set tra CE Minetti Infobus Vicenza e Magius Padova, valido per il penultimo turno della prima fase qualificazione di Coppa Italia, penultima giornata. 2-2 dopo il primo set, primi 4 set, primo e quarto vinto da Vicenza, il secondo e il terzo vinti da Padova. Il primo punto è per Vicenza su questo attacco e adesso vediamo chi avrà più i nervi saldi. Radulovic al servizio, poi Rosso, poi Vannini, ancora Rosso. Passa Padova, 1 pari. Ricordando ancora una volta a tutti quanti che le due squadre vantano assenze importanti, 2 per parte, Centoni, Icolic, Padova, impianti ai mondiali, come lo stesso Dalligna e Takahashi per Vicenza. Il muro di Padova 2-1 adesso sull'attacco di Vicenza, 2-1, avanti le bianconere di una lunghezza. Brutta ricezione, ne approfitta Pacale, anche qui errore. 3-1. Ricordo che la prima del girone passa direttamente, la migliore delle seconde invece spareggerà per andare alla seconda fase. Arrighetti no, non chiude, ancora Pacale, brava De Gennaro, poi alza Vicenza per Carolina Conti che passa. 3-2. Nicolo Vicenza arriva da 3 vittorie consecutive, 2 contro Forlì, 1 contro Pesaro. Pesaro sarà la prossima avversaria all'ultimo turno.
e Padova invece ha vinto tutte le partite, compresa quella andata contro Vicenza, al quale però mancavano ulteriormente altre pedine importanti tipo Del Gennaro e Radulovic. Adesso si va al servizio proprio con Radulovic e c'è la ricezione che va in tilt di Padova, 2 sulla palla, 3 pari per Vicenza. Valdone Petroskait, scusate, non è Radulovic. Ecco qua, Valdone Petroskait, la top scorer migliore di Vicenza in questa partita, come è stato anche a Pacale invece per Padova. Se vediamo Del Gennaro, adegua palla, niente, ricostruisce Padova, ancora Pacale, il muro non contiene, si va sul 4-3 per Padova. Squadra a contatto di gomito. Adesso c'è l'attacco con Jerkov che spinge palla, niente da fare, poi Valeria Rosso, il muro vicentino tocca, riattacca Vicenza ancora, questa volta sempre con Jerkov, niente da fare, brava Leggeri, poi Vannini per anche Pacale, anche Vicenza, ottimo scambio fra le due squadre con Jerkov e Rosso in difesa, applausi del pubblico, poi tocca sotto rete, nessuno alla meglio, vediamo un po' adesso l'errore, palla direttamente fuori sulla conclusione di Vannini. 4 pari, Vicenza nuova parità. Tutta morbidissima per Vicenza. Anche a Pacale il tocco malefico che mette giù palla. Non ci arrivano Radulovic e Jerkov, sia pure in tuffo, 5-4 Padova Medjus. Valeria Rosso al servizio, eccezione di Radulovic, palla che va sotto la rete, in qualche modo fortunatamente Vicenza si salva un primo tempo, poi non nel secondo perché c'è Buckova che mette sul 6-4, doppio vantaggio per Padova. Vicenza deve crederci come nel quarto set. Valeria Rosso, sono solo 2 punti a recuperare. Tie break sono tanti ma nemmeno impossibili. Tanto cominciare subito adesso. Brutta ricezione di Petroskait, si è vista più ora palla addosso e poi l'errore di Jerkov che non è come detto la stessa Jerkov che abbiamo visto a Forlì. 7-4, triplo vantaggio e coach Manu Benelli chiama il time out con il 7-4 per la Medjus sulla Ceminetti. Valeria Rosso si riprende questo tie break tra Ceminetti Vicenza e Medjus Padova di Coppa Italia. Radulovic alza per questo pallone, niente da fare, Jerkov non riesce a chiudere e poi invece chiude Padova, si va sull'8-4. 8-4 e giro di campo per le due formazioni. 4 punti sono tanti da recuperare ma bisogna giocare ancora con convinzione. Valeria Rosso al servizio, seconda parte di questo tie break che va avanti Padova Medjus 8-4 sulla Ceminetti Vicenza, 2-2 dopo tra virgolette pesare l'eufemismo sportivo i 4 tempi regolamentari, possiamo dire così, una battuta non c'entra niente ma comunque la facciamo. E adesso Jerkov passa per un tocco di Valeria Rosso, forse la palla sarebbe finita fuori, pensava Rosso e a toccare, buon per Vicenza, 8-5. Conti al servizio, brutta ricezione di Pacale che se ha avuto qualche errore in questa partita è stato in questo fondamentale. 8-6, cambio nelle file di Padova, entra Boscoscuro al posto di Scalzotto. Andrea Carolina Conti, vediamo se otterrà ancora fortuna dalla sua battuta. Prova sulla libero Barbieri,
altissima palla per Anca Pacal che va giù, 9-6, è andata a prendere palla quasi sul tetto del palazzetto, stratosferica questa giocatrice. Al servizio Bacale, Padova 9, Vicenza 6. Righetti in ricezione, De Gennaro alza per Jerkov, scusate, Ciabatate Jerkov, niente da fare, ancora errori, consegna punti a Padova preziosi, Padova ringrazia, 10-6, 4 punti, Pacale, Radulovic, oh là, no, la palla finisce fuori poi con un po' di fortuna. Padova aveva rimesso palla di qua ma è uscita, 10-7, 3 lunghezze da recuperare per Vicenza, ancora qualche speranza di vittoria. Jerkov, Vanini, il tocco, brava De Gennaro in tuffo, Radulovic chiama Conti, non chiude Conti, buona difesa di Padova e poi Padova passa 11-7. 11-7, Padova meno 4 dalla vittoria di questa partita, dalla qualificazione matematica nel girone. Jerkov, Radulovic, niente da fare per Petrovskaite, leggeri, poi non cade nel trabocchetto Vicenza che fa un punto bellissimo con Stefi Pacagnella, anche lei è andata altissima, inossidabile, capitana biancorossa. 8-11, punteggio più 3 per la Maggius. L'errore di Vicenza in battuta con Pacagnella che ha fatto una cosa stupenda, poi un errore. Invece in battuta 12-8, rimangono 4 lunghezze di vantaggio da parte delle Patavini ospiti qui al Centro Sport Palladio. Radulovic chiama Petrovskaite, non passa, in qualche modo si salva, Pacale aveva addirittura attaccato da lì, poi Righetti butta fuori palla, no, c'è il tocco, 12-9, Vicenza continua a sperare, meno 3 della vittoria invece la formazione patavina. Vediamo se ci sarà impennata di ulteriore orgoglio a parte vicentina e lo fa, grandissima battuta di il numero 9 Radulovic, Bojana Radulovic. C'è il time out chiesto da Padova, 12-10, partita ancora da leggere per la vittoria finale. Rush finale di questo tie break tra Vicenza e Padova di Coppa Italia. Leggeri, vai De Gennaro, Radulovic chiama questo pallone, poi primo attacco vicentino che svanisce, ma poi ci riprova e va fuori palla. Sempre il soffio, brava Petrovskaite. 12-11, Vicenza una sola lunghezza da Padova, non finisce mai. Vicenza un cuore grande come una casa. Anche a Pacale, poi Vanini per Valeria Rosso, fuori, 12 pari. Trailing, finale trailing di questo tie break. In palio per Vicenza la quarta vittoria consecutiva, per Padova la matematica così, qualificazione. Conti e passa Conti, 13-12, mani nei capelli per Manu Benelli, grande, l'ho chiamato, è stato ho detto chissà che ci sia questo guizzo ulteriore, c'è stato un grande carattere, non manca a queste ragazze giovani ma di grande carattere, qualche pecca per inesperienza, per precipitazione, ma allora battute conclusive, siamo in zona Cesarini per questo tie break tra CM di Vicenza e Maggius Padova di Coppa Italia qui al Centro Sport. Adesso anche a Pacale mette tutti d'accordo nel pareggio 13 pari, va a scalzotto
Ricordo, Vicenza ha vinto il primo 25-18, perso il secondo 25-22, terzo 25-21, vinto il quarto 25-23. E adesso siamo in perfetta parità. Non c'è che dire, grande passione. E passa Valdone, Petrauskait. 14-13, primo match point. Primo match ball per la formazione biancorossa, adesso va in battuta proprio con Valdone e Petrauskait, la migliore delle biancorosse. Barbieri, Vanini, alza per Pacale che passa, 14 pari, si va ai vantaggi. Il pubblico qui si sta divertendo da matti, oltre allo spettacolo anche la tensione, diciamo, che sembra quasi da campionato. Jerkov, Radulovic, Jerkov, non passa Jerkov, non è determinante come altre volte, neanche però Pacale in questo momento. Radulovic adesso punta su Conti che passa, vai, ancora un match point per Vicenza. E Conti, quando viene chiamata in causa, sa sempre il fatto suo, una gran voglia di giocare questa ragazza che è tornata a Vicenza con grande voglia. 15-14, Hikic, esce Radulovic, no, vediamo un po', no, Petrauskait, sembrava strano. Matej Hikic, giovane virgulto croato. Vale Pisca Righetti al servizio, ultimo pallone, chi lo sa. Vanini. E passa Padova invece, 15 pari, grandissima conclusione di Padova. Buco per terra adesso, andiamo a nuova battuta. Continua questo braccio di ferro estenuante tra due formazioni che si sono confrontate ad armi pari e con grande equilibrio. Vediamo un po'. E passa con la Vicenza adesso. Mia Jerkov, 16-15. Ancora match point per Vicenza. Match ball, a dir si voglia. Barbieri in ricezione, Vanini alza sempre per la sempiterna Pacale. Attenzione Vicenza, vuole chiudere. Attenzione con Jerkov, De Gennaro, Pacagnella, Jerkov, punto Padova. Sotto rete c'è stata questa infrazione da parte vicentina, fischiata agli arbitri, 16 pari, annullato match ball e anche una grande occasione per Vicenza. Ikic poi e passa ancora sull'alzata di Radulovic. Mia Jerkov, strepitoso a coronare a Rostock questa partita, veramente, con tutto il rispetto per le altre, è stata sicuramente la più bella di questa fase di Coppa Italia. Esce nuovo Ikic, rientra Petrauskait, nuovo match ball per Vicenza, il quarto che Vicenza cerca di fare. E sì, ace! E Vicenza vince 3-2 con un ace di Mia Jerkov. 17-16, 18-16 il punteggio finale di questo al quarto tentativo. Vicenza passa, resta seconda in classifica, va a -3 da Padova, che comunque penso abbia virtualmente vinto questo girone ugualmente. Doveva vincere 3-1 Vicenza per riaprire la lotta per il primo posto, ha dimostrato di essere inferiore a nessuno, almeno in questa Coppa Italia, e quindi quarta vittoria consecutiva per le ragazze biancorosse, di buon auspicio per il proseguo della stagione, non fosse altro. Maru Benelli, quarta vittoria consecutiva, ottenuta con un grande cuore, anche se durante la gara alcuni errori di troppo sono costati un set, personalmente il terzo abbastanza clamoroso, quindi... Sì, adesso sento dire grande carattere, grande cuore, sono d'accordo, nel senso che ce l'abbiamo dentro, ogni tanto ci dimentichiamo di tirarlo fuori, nel senso che, come ho detto prima col Presidente, secondo me è un passaggio al quale ci dobbiamo passare, è una strada che dobbiamo fare. Io credo che abbiamo tanto talento, e per talento intendo anche il talento di aver voglia di lavorare, però non abbiamo l'abitudine a giocare a un certo livello. E quindi ben vengano tutte queste partite. Io oggi ero molto contenta di giocare contro una squadra che gioca finalmente ragionando, perché finora abbiamo fatto partite che poco così.
Invece contro questa squadra che ragionava era importante rimanere lucide. Quando siamo andati sotto non l'abbiamo fatto, però alla fine la voglia di vincere è più importante di altre cose, quindi ombre e luci, però più luci che ombre. Quindi quarta vittoria cosa vuol dire? Anche continuità di risultato, se non altro. Sì, beh, vincere fa sempre bene, questo, guarda, la mentalità vincente non si compra al supermercato, come dico sempre io, quindi si fa vincendo, ci si fa vincendo. E il fatto di sapere che si possono vincere anche partite dove ti sembra di non uscire più dalla buca, questo fa molto bene, aiuta a crescere. E ancora, diciamo, virtualmente si può andare a giocare per il primo posto, 3 punti in meno di Padova, però c'è il discorso che bisogna continuare a vincere, c'è il discorso anche che il secondo posto migliore potrebbe anche saltare fuori in caso di vittoria a Pesaro. Ma io, se devo essere sincera, stamattina è stata la prima volta che ho guardato la classifica di tutti gli altri anche, e mi sono accorta che eravamo la miglior seconda. Questo perché il mio spirito in questo momento è di far crescere la squadra e di vedere la squadra che lavora e cresce. Poi tutto quello che viene di più, di meno, l'accettiamo, va bene tutto, ma mi interessano altre cose in questo momento, quindi sinceramente tutti questi calcoli li lascio fare a voi e poi ce lo dite e siamo ben felici se riusciremo a passare, però ripeto, abbiamo già le varie soluzioni, quindi non è un problema. Carolina Conti, quando entrate, insomma, quando entri tu in particolare, lasci sempre il segno, possiamo avere grande voglia. La vittoria contro Padova fa sempre un grande morale, no? Sicuramente una squadra così forte, una squadra sulla carta anche più forte. Niente, sono contentissima perché sono entrata, ho fatto anche bene e ho dato una mano alla squadra. Poi Padova è una bella squadretta, noi abbiamo una bella squadra perché non è squadretta. Abbiamo giocato bene e sono contenta perché abbiamo meritato la vittoria. Ecco, qualche momento di sbandamento ce l'avete, però insomma con il cuore vi salvate, però insomma bisogna anche essere più lucidi in certi momenti. Sicuramente abbiamo tanta voglia di fare, allora niente, questo ci porta avanti. Senti, contro Pesaro si va per vincere la quinta partita consecutiva. Si va per giocare bene, provare a vincere e voglia di vincere abbiamo sempre, allora proviamoci. Bojana Radulovic, ogni partita sempre meglio, la parte 2 con questa squadra, una squadra che sta crescendo anche se alternate momenti così di errori abbastanza gravi ad altre cose molto belle. No, ma va bene, ci stiamo allenando ogni settimana meglio, che si vede nelle partite. Questa partita avevamo molta lucidità, secondo me, come squadra, e siamo riusciti a vincere Padova, che secondo me è molto buona squadra. Ecco, perso male il terzo set, cioè l'avete buttato via, poi avete reagito molto bene nel quarto e poi nel quinto addirittura vinto, quindi questo segno che c'è un grande gruppo. Sì, c'è un grande gruppo, in terzo set siamo cadute un po' troppo, ma bene che alla fine siamo uscite come vincenti. Bojana, si va prossima partita a Pesaro, Scavolini, altra partita di Coppa Italia importante. Sì, importante, abbiamo già vinto contro Pesaro, se giocheremo così secondo me vinciamo. Non voglio dire niente, ma speriamo che vinci. Per finire, con le compagne come mi stai trovando? Benissimo, bene bene, anche con staff tecnico, anche con le compagne, bene bene. Vicenza Più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. ROI, la Fondazione Demolita. Il marchese Giuseppe Roi la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora ROI, la Fondazione Demolita. L'ebook a 3,99 € e il libro a 12 € li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. ROI, la Fondazione Demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore.
A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.